siamo svegliati da un sogno, ci raccontavamo forse meglio di quello che siamo veramente, però gli imprenditori non sono tutti imprenditori. Un risveglio duro quello del Veneto e degli industriali. Lo scandalo Mose ha azzerato i vertici del capoluogo lagunare e colpito duramente la regione. Ha messo in luce un meccanismo di corruzione che coinvolgeva tutti, dagli amministratori agli industriali. Consorzio Venezia Nuova, realizzatore dell'opera, che tra una decina di giorni vedrà l'arrivo di un commissario nominato dal presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, che assumerà su di sé pieni poteri, eliminando il consiglio d'amministrazione, riunitosi peraltro in giornata. Una vicenda che ha colpito duramente e sulla quale il presidente degli industriali veneti è perentorio. Purtroppo, come in tutti i sistemi, anche il nostro non è un sistema perfetto e delle persone hanno approfittato della situazione. Dobbiamo emarginarli, punirli, fare pulizia, ripartire su basi nuove. Da uno scandalo all'altro, a sbiadire ulteriormente l'immagine del Veneto operoso, lo scandalo delle bonifiche, implicate ancora una volta imprenditori e amministratori. Un danno d'immagine in un Veneto dove troppo spesso ci si lamenta. Noi non possiamo essere visti come quelli che si lamentano per le troppe tasse, quelli che si lamentano per gli extracomunitari che arrivano, quelli che poi fanno queste cose che sono veramente a livello di immagine distruttive. In tutto questo si inserisce la situazione economica che vede, spiega sempre Zuccato, fare faville le imprese che si sono poste sul mercato estero, mentre il problema rimane tutto interno. Il mondo sta correndo alla grande, le aziende che sono riuscite a intercettare questa domanda stanno avendo risultati a 2 cifre. Il dramma è sempre i consumi interni, il problema è ridare fiducia a questo paese, far ripartire i consumi, riuscire, dimostrando all'Europa che siamo un paese affidabile, di allentare un po' il patto di stabilità. Immagine, produzione e aziende che con il nuovo portale Expo 2015 appena presentato possono avere una vetrina unica e importante. Io non penso o non mi illudo che dobbiamo fare chissà che numeri, mi illudo che il Veneto possa fare squadra ed essere presente sui siti mondiali e sui network turistici mondiali per esperienzialità, cioè far fare esperienza ai nostri visitatori, cioè quelli che verranno all'Expo di Milano verranno anche in Veneto, il Veneto proporrà le aziende.